Per parlare della geologia della Marmiglia dobbiamo tornare indietro di molti milioni di anni. Qui alle mie spalle ho la scala dei tempi geologici, dove torniamo ancora indietro non di milioni ma di miliardi di anni, esattamente a 4,6 miliardi di anni, una tappa fondamentale perché rappresenta l'inizio della storia del pianeta Terra. Mentre le rocce più vecchie che affiorano qui in questa zona sono del Carbonifero, che è questo periodo che c'è da questa parte. Geologicamente siamo intorno ai 310 milioni di anni e le rocce di questo periodo sono i graniti. Sono graniti che si sono formati a circa 80-90 km di profondità sotto i nostri piedi, quindi sono delle rocce intrusive. E la particolarità è che dopo vari processi di sollevamento e di erosione, questi graniti sono venuti fuori alla luce del giorno. Nei graniti possiamo osservare una tipica forma di erosione che viene detta esfoliazione cipollare, perché, come suggerisce la stessa parola, pian piano il granito, strattarello dopo strattarello, un po' come una cipolla, si staccano dei piccoli strati superficiali e fa sì che poi, con l'andare del tempo, l'erosione pian piano modelli il paesaggio. Molto importante poi notare sopra questo granito il contatto con quello che saranno poi i sedimenti marini del Miocene. Quindi parliamo di un'epoca di circa 20-23 milioni di anni fa, dove appunto nel contatto possiamo osservare l'ingresso del mare del Miocene sopra i graniti. Quindi un po' richiamiamo la stessa cosa che succede oggi per esempio in Gallura, dove oggi i sedimenti attuali del mare sono in diretto contatto con i graniti. Noi dobbiamo immaginare questa situazione circa 23 milioni di anni fa in tutta quest'area. Un altro indicatore molto importante di questa ingressione marina del Miocene è dato dal ritrovamento dei fori dei litofagi. I litofagi non sono altro che i datteri di mare, quelli che troviamo nella roccia dei nostri mari, e non sono altro che dei piccoli livalli, delle piccole conchiglie che passano la loro vita forando i sedimenti calcarei, quindi soprattutto le rocce calcaree. E infatti noi abbiamo recuperato, abbiamo trovato nel taglio stradale nella strada tra Genoni e Murecci proprio questi fori dei litofagi in rocce del Triassico, quindi rocce ancora molto più antiche rispetto a quelle del Miocene. Le altre rocce che noi troviamo in abbondanza in quest'area sono quelle che possiamo chiamare del ciclo vulcanico del Pliocene quaternario, e mi riferisco soprattutto ai basalti quindi delle giare, ma anche i basalti che possiamo trovare nella parte sommitale del Colle di Sant'Antime, dove per uno spessore di circa 8-9 metri possiamo osservare questi basalti grigi, talvolta molto fratturati, che rappresentano delle piccole fusioni di lava appunto basaltica, che circa 3 milioni di anni fa hanno ricoperto tutta questa zona, in particolare la giara di Gesturi e la zona del Colle di Sant'Antime, e poi nei restanti 3 milioni di anni l'erosione superficiale non ha fatto altro che abbassare letteralmente tutto quello che c'era intorno e causando quella che viene chiamata un'inversione di rilievo, quindi dare così un po' la sensazione che tutti i rilievi come la giara e quelli sono frontiere si siano sollevati, quando in realtà è tutto il resto che si è abbassato. E questo appunto lo dobbiamo soprattutto alle incisioni fluviali.